Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico in diretta dal Giorgio Matranga di Castellammare per commentare tutti insieme la partita valida per la 19ª giornata del girone di promozione siciliana tra Alba Alcamo e Partinica Audace. Un buon pomeriggio a tutti innanzitutto e poi vi andiamo a presentare le due formazioni delle due squadre che nel frattempo si stanno scambiando i consueti saluti. Partendo dalla formazione ospite guidata da mister Abenante, Cascione tra i pali, Viscuso, Amiri e Filil, pacchetto arretrato, Scardina e Maranzano esterni di centrocampo, Longo, Scrozzo ed Amico completano il pacchetto nevralgico, tandem offensivo, quello composto da Butera e De Luca. Per quanto concerne invece le scelte di Vincenzo Virga, allenatore dell'Alcamo, anche per lui dovrebbe essere un 4-3-3 rispetto alle ultime uscite, almeno questa è la previsione che abbiamo. Mister in porta, Prestigiacomo e Bellia, laterali di difesa, Cancila e Di Giuseppe a completare il pacchetto difensivo, Conigliaro, Vitrano, Caruso a centrocampo, Corso, ex di giornata, D'Amico e Lentini dovrebbe essere il tridente. Arbitro il signor Iari della sezione di Agrigento, Iannazzo e Benivegna completano la terna arbitrale. È tutto pronto, a breve dovrebbe iniziare la sfida. Oggi si sta iniziando con un po' di ritardo, aprirà le danze l'Alcamo che è in tenuta bianco-rossa. Vento forte. C'è un problema con la bandierina del calcio d'angolo che stiamo inquadrando adesso, che si era completamente staccata. Quindi solo adesso il direttore di gara avrà la possibilità di aprire le danze di questo Alba Alcamo Partinica Audace. E inizia adesso ufficialmente Alba Alcamo contro Partinica Audace. Subito un recupero palla per i neroverdi. Una pressione alta portata dai ragazzi di Abenante. E sul lancio subito controllato da Cascione, Partinica Audace che oggi vuole riscattare la gara d'andata persa in questo campionato proprio contro l'Alcamo tra le mura del Favazza. Ebbero la meglio oggi padroni di casa per 2-0. Allora segnarono Vivona e Lentini. Tanto Partinica Audace che si porta in avanti, il cross di Scrozzo chiude la difesa dell'Alcamo che adesso prova ad uscire. È primo pallone per Gianni Corso che fino a pochi mesi fa vestiva la maglia del Partinica Audace. Per lui un lungo percorso in nero-verde durato più di un anno e mezzo. Poi lui e la società hanno deciso di intraprendere percorsi diversi e adesso sta continuando la sua carriera comunque importante ad Alcamo dopo aver segnato 11 reti nello scorso campionato di promozione con la maglia del Partinica Audace. Rimessa laterale battuta proprio all'indirizzo di Corso, va a lavorare molto bene D'Amico, poi va giù Di Giuseppe, fallo e quindi prima punizione della partita in favore dei ragazzi di mister Virga, uno degli allenatori più giovani della categoria, 38 anni per il tecnico della squadra oggi in tenuta biancorossa. Intanto un pallone diretto al petto di Fili, prova ad uscire in pressione il Partinica Audace, protegge invece il pallone Bellia, cade giù il numero 3 biancorosso, riparte invece il Partinica Audace con Longo. De Luca gioca in verticale questa palla, messo a terra Longo, sembrava esserci fallo ma non per il direttore di gara. Primi due giri d'orologio e il gioco è fermo.
Queste due squadre, tra le altre cose, si dividono la metà classifica, Alcamo decimo a quota 23 punti, stesso discorso per il Partinico Audace al nono posto. Adesso altra rimessa laterale per l'Alcamo. Se ne occuperà al solito Bellia. Al solito la squadra di Abenante si posiziona in fase di non possesso con un baricentro proteso in avanti nel tentativo di riconquistare immediatamente la sfera. Ed è così che accade. Scrozzo d'esperienza. Bene per Scardina che adesso prova ad accelerare sulla destra, salta due avversari, poi va giù, segnala calcio di punizione il guardalinee, lo accontenta il direttore di gara e allora buona opportunità per il Partinico Audace, grande iniziativa dell'ex juniores del Trapani, Scardina, che oltre ad essere uno dei capocannonieri di questa squadra con 3 gol, vanta più di 70 reti nel suo percorso tra le giovanili. Infatti il suo percorso tra i grandi è iniziato molto presto, essendo solo un classe 2005. Tanto sembra quasi un corner. Longo, Scrozzo, palla in mezzo, la porta per Amiri, poi un rimpallo in favore dell'Alcamo. C'erano giocatori del Partinico Audace che chiedevano un calcio d'angolo, ma si ripartirà solo ed esclusivamente da rimessa al fondo. Incaricato chiaramente Misseri, portiere 2003, che ha fatto nel corso della sua carriera portiere nelle giovanili del Palermo, oltre che aver vestito la maglia dell'Iccarenza. Intanto D'Amico deve lottare Scrozzo, poi Filli aiuta a ripulire la manovra, Maranzano palleggia il Partinico Audace, pressa alto e in maniera efficace l'Alcamo, poi con un po' di difficoltà Lentini la tiene vicino a sé la palla, ma Longo gliela porta via, viene a dare una mano a centrocampo Scardina, Partinico Audace che si complica un po' la vita, protegge Amiri, esce Cascione, allora fa ripartire l'azione il numero 1 nero-verde, Amiri, Fili, porta palla, Scrozzo, prova a prolungare per Maranzano, Fili ancora una volta, il numero 6 a lanciare lungo, si concede anche un tocco con le mani il capitano qui dell'Alba Alcamo, ma il direttore di gara non sembra essere d'accordo con la nostra visione. Sembrava abbastanza chiaro il tocco. Protegge palla d'Amico, classe 2006, numero 9 di questo Alcamo, che adesso viene aggredito forte da Amiri. Calcio di punizione, proteste accese del capitano del Partinico Audace, Gaspare Amiri, che veste questa maglia da 4 stagioni consecutive, oltre ad essere cresciuto proprio nelle altre società precedenti a questa, sempre in quella di Partinico. Caricato della battuta di Giuseppe. Palla giocata in mezzo, è colpo di testa, il primo della partita. Opportunità per l'Alcamo, è stato bravo Cascione a bloccare, poi corso falloso ai danni di Maranzano. Nessun patema per l'ex estremo difensore di Casteldacce Aspra. Scrozzo, Maranzano, dialogo sul breve per Butera, che poi ha prolungato male l'azione.
D'Amico a cercare Scardina, ma il pallone è troppo lungo. Anche il vento non aiuta le due squadre in campo. Poi è una situazione abbastanza paradossale che non ci sono palloni disponibili e quindi i giocatori sono costretti quasi a rincorrerlo per rimetterlo in campo. Questo sicuramente non aiuta il ritmo di questo pomeriggio ventoso, quel di Castellammare. Nel frattempo il Partinico Audace prova a portare la solita pressione nella tre quarti dell'Alcamo, per forse c'è fallo da parte di Scardina, anche se il guardalinee aveva sbagliato il lato. E allora punizione, incaricato Misseri. Pronto alla battuta l'estremo difensore classe 2003 e quindi Partinico Audace che aspetta il rinvio, che è abbastanza profondo. Deve andare a lottare Viscuso e lo fa bene con Lentini. Sempre il numero 11 biancorosso ancora, Viscuso ad avere la meglio. È stato bravo, classe 94 del Partinico Audace, che alterna partite da braccetto di destra a quelle di difensore in una linea 4, anche se in qualche spezzone mister Abbellante l'ha lanciato direttamente da terzino, per lui anche un assist nel campo di Carini contro Liccarense in favore di Gabriele Butera per il numero 7 odierno nero-verde. Da lì ancora aspetta di tornare a segnare, intanto Scrozzo va via brillantemente, Longo può aprire da Maranzano, zona cross, c'è sul secondo palo proprio Butera, anticipato, poteva riempire meglio l'aria il Partinico Audace, poi la terna arbitrale ancora una volta è intervenuta sul gioco, ha visto qualcosa di falloso, ma sicuramente una nota positiva. È come ha fatto uscire i suoi Scrozzo, poi il lancio sbagliato di Cancila, capitano, solo a tratti durante la stagione. Poi Maranzano a cercare De Luca, che va a lottare proprio col 19 dell'Alcamo, alla meglio quest'ultimo. Poi Amiri invece anticipa molto bene il più giovane in campo, che è D'Amico, non quello del Partinico Audace, bensì il numero 9 biancorosso, che come detto a più riprese è solo un 2006, quindi tanta roba per lui essere oggi in campo dal primo minuto. Viscuso, apertura imprecisa, Maranzano come al solito aveva preso la sua posizione, quella molto alta al di là della linea di centrocampo, non è andata bene. Rimessa laterale giocata da Prestigiacomo, poi corso anticipato da Scrozzo. Entrambi hanno condiviso, come tutti sappiamo, l'esperienza nero-verde, soprattutto Scrozzo, che quest'anno compirà 40 anni. Conosce molto bene questa categoria e i suoi avversari. Imposta il Partinico Audace, Fili si propone ancora una volta Miri, c'è l'apertura per Viscuso, preferisce portare palla e tornare da Fili. Palleggio molto lento del Partinico Audace, aspetta l'iniziativa avversaria l'Alcamo. Scrozzo ancora una volta prova a creare superiorità numerica. D'Amico provato a ripulire, conquista fallo, quindi calcio di punizione segnato dal Partinico Audace, ma il fallo l'aveva preso Scrozzo, che adesso porta palla. Prova la verticalizzazione, intercetta corso, prova a ripartire l'Alcamo. Ancora una volta D'Amico, ci mette il piede Fili. E allora Viscuso, il vento può giocare brutti scherzi. D'esterno a cercare De Luca, fuori gioco. Mister Abbellante voleva la giocata corta, Viscuso invece è andato direttamente sul lungo nel tentativo di servire Agostino De Luca, pescato per un fuorigioco dall'assistente arbitrale Patte Misseri. La legge molto bene questa palla Fili, poi Longo si sacrifica,
Il tocco è facile. All'indietro per Cascione. Cercato Maranzano, che viene travolto da Di Giuseppe. Fallo abbastanza duro ai danni del 3 del Partinico Audace, ma il gioco è già ripreso e allora Amiri va da Viscuso, D'Amico in verticale, ma ancora una volta imprecisa la giocata del numero 4, chiaramente nel ruolo di play non può dare le geometrie che servono a questa squadra. Sicuramente il suo ruolo è più devoto, chiamiamolo così, alla fase di non possesso. Intanto grande e prezioso recupero di Butera, che adesso ha due avversari attorno, la palla sembrava uscita, no, e quindi si salva con questo fallo laterale l'Alcamo. Diciamo che oggi ancora una volta a palloni ce n'è pochi giocabili. Viscuso a battere questa rimessa laterale, a cercare De Luca, palla arriva al limite. D'Amico ha provato la conclusione, lui che la maglia dell'Alcamo l'ha vestita nella passata stagione, poi in estate c'è stato il trasferimento a Partinico per lui, tiro che chiaramente non poteva impensierire portiere Misseri, ma comincia a farsi vedere con più costanza nella tre quarti avversaria. Partinico Audace, rinvio del numero 1 dell'Alcamo. Filì è corso a duello, sembrava averlo vinto Filì, ma fallosamente. Batte subito Di Giuseppe, cercare D'Amico che si lascia cadere simulando parecchio. Tanto buono il lancio di Cascione, sulla seconda arriva Butera che manda De Luca. Fuori gioco, dice il guardalinee. E quindi il rinvio lungo di Misseri. Aveva provato Butera a mandare in porta l'ex centravanti di Marineo e Pro Favara, ma per il guardalinee era fuori gioco, anche se sembrava un po' dubbia la cosa. D'Amico sfugge a Viscuso, ma il Partinico Audace non riesce ad uscire. Allora Scardine e D'Amico, quello nero-verde, fanno il possibile per liberarsi di un pallone comunque insidioso. Continua l'azione dell'Alcamo, che ha iniziato la stagione nel suo campo. Tanto occhio a questo lancio, De Luca ci crede più di tutti e allora prova ad andare verso la porta, poi l'ha tirata addosso a Di Giuseppe e il guardalinee dice che l'ultimo a toccare è il numero 9 nero-verde. Forse a peccato di generosità De Luca ha tutto il potenziale per rinvolarsi verso la porta, anche se oggettivamente c'era anche Butera pronto ad essere servito per vie orizzontali. Era questa l'idea del classe 90, facilmente definibile come il colpo più importante della sessione invernale del Partinico Audace per spessore. Tanto Viscuso ancora a cercare proprio il suo numero 9 con un brivido. Misseri non l'ha neanche toccata, dice il direttore di gara, ma sembrava abbastanza oggettivo il calcio d'angolo in favore del Partinico Audace. Pericoloso Agostino De Luca con questo colpo di testa. Rinvio di Misseri. D'Amico e Filì non la prende nessuno. Invece ci arriva il D'Amico
quello sbagliato, quello dell'Alcamo. Poi Conigliaro, cross deviato, rimessa laterale in favore dell'Alba Alcamo in zona d'attacco. Caricato Presti Giacomo dalla battuta. Cercato ancora D'Amico, molto coinvolto nelle trame della sua squadra. Poi Maranzano. Forse c'è fallo ai suoi danni, ma la palla esce ed è rimessa laterale. Amiri, Fili, libera. Aveva la soluzione corta per D'Amico. Poi Butera fa un prezioso lavoro. Maranzano sul filo del fuorigioco De Luca. E ancora una volta fuorigioco. È giallo per De Luca. Che per aver allontanato la sfera è stato sanzionato, però è chiaro che le chiamate del guardalinee stanno diventando tante, dubbie, e siamo solo al 20° e neanche. Scrozzo per vie orizzontali da Viscuso, Scardina, bene per Longo che guadagna rimessa laterale. Viscuso va da Butera di testa, ha provato la spizzata il 7, allontana invece Cancila, poi D'Amico di testa, circondato da maglie nero-verdi il 9 dell'Alcamo, ma è riuscito in qualche modo a ripulire. Poi Viscuso in un primo momento sembrava aver agganciato la palla, poi Amire e Cascione rischiano quasi di fare un pasticcio. Uscita del numero 1 nero-verde, aveva provato a proteggergliela finché ha potuto il capitano del Partinica Audace Gaspare Amiri, ma tutto è finito per il meglio, ancora con i nero-verdi che impostano. D'Amico, Viscuso, Scardina, Longo, provano ad uscire con il fraseggio i nero-verdi. Per la riconquista di D'Amico, verticalizza per Maranzano. C'ha due soluzioni, prova quella lunga per De Luca, gliela spizzata. Quanto è bastato Vitrano, grande intervento del numero 4. Poi prova a ripartire ancora una volta il Partinica Audace. Viscuso guadagna rimessa laterale nel tentativo di servire lungo linea. Scardina sta cominciando finalmente a fraseggiare la squadra Benante, qualche risultato si sta vedendo. Poi De Luca per Butera, palla che termina in calcio d'angolo. Si è salvato l'Alcamo da una situazione molto pericolosa. Adesso vediamo la battuta di Longo. Pallone trovato adesso. Longo sul primo palo. È stato lo stesso giocatore dell'Alba Alcamo a riproporla e poi non riesce a tenerla in campo. Viscuso. Non era facile per l'ex San Vito. Probabilmente se non l'avesse toccata, quest'ora staremo parlando di una rimessa in zona d'attacco. Comunque lodevole il tentativo di Viscusi di tenerla in campo. Pallone allontanato all'indirizzo di Corso. Adesso la rimessa del Partinica Audace. Pronto Maranzano a battere.
cercare D'Amico, di testa, cercare De Luca a sua volta. Altro pericolo verso la porta di Misseri, che è riuscito ad intervenire. Ma è rimasto a terra un giocatore dell'Alcamo. Nel frattempo Mister Benante ne approfitta per dare indicazioni ai suoi dal punto di vista delle scelte da prendere. Chiaro che da quando è arrivato l'ex Mazzara, raccogliendo una squadra 13ª e che aveva totalizzato solo 4 punti, oggi Partinico Audace è nono, avendo vinto 5 partite, pareggiate 3 e poi 3 sconfitte, l'ultima in quelle di San Giovanni Gemini contro il Camarat. Possiamo dire che qualcosa è migliorato anche in termini tecnici. Occhio a questo lancio nel frattempo di Longo per Butera, esce Misseri anticipando l'ex centravanti del Castelbuono, l'amico di testa ad aprire. Prova a pressare il Partinico Audace mentre l'Alcamo amministra male il suo gioco. Ancora molto bravo D'Amico a legarlo, quello dell'Alcamo. Rimessa Partinico Audace, affidata a Viscuso. Perde un po' di tempo il numero 2, poi De Luca l'ha spizzata. Butera, De Luca ancora a cercare Longo. D'Amico allontana Conigliaro, adesso la palla fatica a restare a terra e c'è la ripartenza solo abbozzata dai padroni di casa con D'Amico, poi il 4 nero-verde l'ha messa fuori. Presti Giacomo, buonissima chiusura da parte di Emanuele Fili. Corso, Fili ancora, fa sentire il fisico, va in pressione Butera, allontana, cancilla, poi è stato buono l'intervento di D'Amico. Amiri, De Luca, controlla non benissimo e si innesca la ripartenza dell'Alcamo. Quindi rimessa. Battè, Bellia. Prova a pressare il Partinico Audace mentre l'Alcamo gioca male questo pallone. Viscuso elude la pressione avversaria. Amiri porta palla con protagonismo. Amiri va da Maranzano. Fili. Amiri, Fili, scrozzo, Maranzano anticipato. Rimessa Partinico Audace e poi anticipato Butera. Molto bene da Cancilla. Pronto adesso Maranzano. Solita rincorsa lunga per battere le rimesse laterali. Pallone arriva ad Amico. Anticipato, poi scrozzo di testa, prolungare l'azione del Partinico Audace. Maranzano, molto bene per Butera. Colpo di testa intercettato da Misseri. Si salva ancora una volta l'Alcamo, ma continua ad avere un buon tasso di pericolosità la trama nero-verde quando si fa più pericolosa, più incisiva, più vicina alla porta difesa dall'ex Carenze. Intanto arriva un lancio all'indirizzo di D'Amico, anticipa Fili, poi esce molto bene rompendo la linea Cancilla, poi Amiri non commette fallo stavolta, ma Fili la regala a Gianni Corso che prova ad andare. Ancora Corso,
Si salva il Partinico Audace con D'Amico che torna. Davi scuso. Anzi, da Cascione, scusate. Miri, Filì. Scrozzo. Trama pulita del Partinico Audace, ma occhio alla pressione dell'Alcamo. E altro tiro in porta dei biancorossi. Interviene molto bene Cascione. Calcio d'angolo battuto dall'Alcamo. Grande uscita di Cascione, che poi subisce fallo. Cascione. Biscuso. D'Amico. Stavolta esce bene il Partinico Audace con Scardina, palla per Longo. Ci crede più di tutti l'ex Cinisi che prova ad andare. Intercettato. Forse con un fallo di Giuseppe. Non per il direttore di gara. Alcamo che nelle ultime 5 è riuscito a vincere solo l'ultima, quella in casa del Casteltermini per 1-3. Poi un pareggio e 3 sconfitte per la squadra allenata da Vincenzo Virga. Quindi sicuramente in cerca di continuità la squadra padrona di casa. Poi D'Amico allarga male. Damiri. La pressione dell'Alcamo sta funzionando. Con un baricentro molto alto. I biancorossi si stanno facendo pericolosi. Palla percorso. Prova a lavorare di sponda. Classe 94. Ma la rimessa è del Partinico. Maranzano. Scrozzo. Non è riuscito a farlo uscire neanche stavolta la squadra di Abbenante questa palla. Presti Giacomo. Anticipa bene Filì. Poi Longo. Stavolta il Partinico riesce ad andare. De Luca ha cercato direttamente Butera, che era partito senza esito. Caricato del rinvio Misseri. Rinvio che arriva adesso. D'Amico. Poi Longo va giù. Scardina ha 2 avversari davanti, è circondato e la perde. E poi Longo la mette fuori. Pronto Bellia. Conigliaro non arriva alla sfera e allora Longo prova a lanciare direttamente De Luca, che sembra aver accusato un contatto falloso. Non per il direttore di gara, che concede semplice rimessa laterale affidata a Carmelo Viscuso, ma c'è un giocatore dell'Alcamo a terra. Sembra non essere contento dei suoi mister Abbenante adesso. Continua a ripetere alcuni concetti abbastanza chiari dal suo arrivo, ma che oggi si faticano a vedere
per una serie di motivi. Una di quelle è sicuramente anche il coraggio che sta avendo l'Alcamo nel pressare alto. Lo sviluppo da dietro del Partinico Audace. Nel frattempo viene accompagnato fuori Vitrano e quindi si ripartirà da rimessa laterale. Batte Carmelo Viscuso. Cercato Longo, anticipato però. Lancia a lungo Lentini. Amiri. Buono stop. Poi cercato Maranzano per vie orizzontali. Va direttamente col destro a cercare uno tra De Luca e Butera. Poi scrozzo con la coordinazione. Diventa un assist per De Luca. Palla alta e sul fondo. Ma era posizione regolare. Per il numero 9. Ha superato la prima mezz'ora di gioco. Invio lungo di Misteri, messo giù Fili, quindi calcio di punizione a favore del Partinico Audace. Maranzano, Butera, scrozzo, forse se l'è allungata troppo, classe 84, poi pressione di De Luca, ma esce in qualche modo l'Alcamo e anche bene. Buona verticalizzazione all'indirizzo di Corso da parte di Caruso. Corso zona tiro. Palla sul fondo. Altra azione pericolosa in transizione dei ragazzi di Virga. Adesso c'è un continuo e costante problema della bandierina che chiaramente non spetta ai giocatori in campo risolverlo. Amiri, Fili, Maranzano, colpo di testa di scrozzo, ma è mancata la soluzione verticale in questo caso. Tanto prova un'altra conclusione, l'Alcamo con Lentini, deviata e quindi calcio d'angolo. Opportunità ancora una volta dalla bandierina. Colpo di testa di D'Amico a liberare sul primo palo. Palla per Bellia. Libera scrozzò, che la tiene anche incollata al piede. È stata una situazione paradossale quella che ha visto protagonista il numero 8 nero-verde. Fili. Amiri. Viscuso. Apre da Maranzano nel tentativo di arrivare a Butera anche. Ancora D'Amico, un po' di confusione. Si riparte ancora una volta da Viscuso, ma occhio alla pressione di D'Amico. Tiene bene la posizione Viscuso. Pressato da Caruso, ma non l'ha sentita neanche l'ex Messina e Taranto. Per il numero 2 nero-verde, un percorso abbastanza lungo anche in Serie D, vestito maglie prestigiose come diciamo di Messina, Taranto, Biscei, anche Ancona, è stato nelle prime della sua carriera. Intanto abbiamo visto questo fallo fischiato ai danni di Scrozzo, anche se sembrava palla. Tanto sembra voler scherzare Cancila, tirandogli continuamente il pallone addosso a Butera. Nel frattempo porta palla per Giacomo, colpo di testa di D'Amico. Scrozzo, Butera, controlla ed esperienza, si prende il fallo.
Scrozzo. Lancio per Butera. Altro contatto ai suoi danni. Forse c'è vantaggio. Maranzano sul secondo palo. Ma De Luca era al di là delle maglie biancorosse. Prova a chiudere questo primo tempo in avanti. Parte Nica Audace al minuto 38 sul cronometro. Va Maranzano, cercare D'Amico. Poi Butera. Confusione in aria. Ma parte Nica Audace continua ad insistere. Rimessa affidata ancora una volta a Maranzano. Cercato D'Amico. De Luca controlla, calcia, no. Fallo del numero 9. Quindi calcio di punizione. Viscuso fa un prezioso riconquisto del pallone e si prende anche fallo. Adesso Caruso si era portato via il pallone. Scrozzo. C'è la soluzione Filì, va a cercare Butera. Stavolta la trama va molto bene e quindi il Partì Nica Audace con merito si prende questa punizione conquistata da Longo. Sul punto di battuta solo Viscuso, che a Giardinello, con una punizione delle sue, ha sbloccato una sfida molto complicata, anche se il resto l'ha fatto il portiere. Adesso vediamo se ci riproverà l'ex San Vito. Parte Viscuso col destro. È stata una buona conclusione in due tempi misseri, che è rimasto a terra. Raffica di vento chiaramente non agevola la nostra inquadratura. Poi il rinvio è duello tra D'Amico e D'Amico, uno per parte chiaramente. Filì, Cascione va direttamente da Scardina, il quale prolunga per Butera, almeno questo è stato il tentativo. Longo non è riuscito a giocare questo pallone, ci prova Scardina. De Luca travolto da dietro, clamoroso. Il fallo non fischiato ai danni del Partì Nica Audace, però Miri riesce comunque a salvare la situazione con Viscuso che va da D'Amico, un po' di confusione del 4 e poi è costretto a proteggere questo pallone dell'ex di giornata. Amiri, Filì, sta palla c'è solo D'Amico. Viscuso pensa al lancio, si torna da Amiri per gestire il possesso del pallone il Partì Nica Audace. Filì, Scrozzo, buona giocata ancora l'ex Casteldaccio e Castelbuono che verticalizza da Butera. I due hanno giocato l'anno scorso a Castelbuono in promozione e si scambiano ancora una volta il pallone, ma c'è un errore
del Senero Verde che innesca il contropiede dell'Alcamo con Corso che va a sfidare Amiri. Ancora Gianni Corso, dribbling a rientrare, torna indietro il 7, ma fa tutto bene perché l'azione dell'Alcamo prosegue. Poi giocata direttamente in verticale di Lentini, deve uscire Cascione. È stato un peccato l'errore di Filì, perché il Partinico Audace sembrava stare acquisendo maggiori sicurezze nel tessere la trama anche nella metà campo avversaria. Scrozzo verticale per Longo, era venuto a prendersi il pallone anche De Luca, poi Butera, Longo, ancora De Luca, può pensare anche al tiro, serve molto bene Maranzano, grande azione del Partinico Audace, Longo spreca e è ancora fuori gioco, ma permetteteci di dire che il guardalinee ha perso completamente la cognizione del tempo e della partita. A quanto pare c'è stato un cartellino giallo per Butera. A prescindere dal fatto che il gol l'aveva sbagliato, ma sembra assurdo aver assegnato un fuorigioco del genere. Ricordiamoci che non è il primo dell'assistente posizionato nella parte opposta rispetto alla nostra postazione. Nel frattempo si riparte con questa punizione giocata da Viscuso, solo un minuto di recupero, dice il direttore di gara, e ci può stare, perché comunque perdite di tempo non se ne sono viste. Intanto Scrozzo buonissimo il lancio per Butera, c'ha De Luca in area, ha provato a cercarlo, lasciando pensare anche a una mezza conclusione. L'ha provata alla Francesco Totti contro la Sampdoria tantissimi anni fa, Butera. Che sarà veramente complicato far gol da lì. Ripeto, potrebbe trattarsi anche di un cross. Una via di mezzo. Nel frattempo si riparte da Misseri, rinvia lungo come al solito. Scrozzo è solo, controlla e su questo mezzo fallo termina qui il primo tempo tra Partinico Audace ed Alcamo, risultato fermo sullo 0-0. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco, restate con noi. Poi 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, che devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica, che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento.
Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, insomma, dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione. Questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza i grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando un dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, inutile che vado io a raccontarlo, perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere, diciamo, particolarmente disponibili a sostenere, a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda è che credo che abbiamo, ci viene riconosciuto, molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un vero piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo. No, perché quel ministro lì, devo essere sincero e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una considerazione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo stadio comunale Licauli di Piana degli Albanesi. Qui con me c'è come sempre Giuseppe Zito, oggi ospite con noi Mario Vassallo, il telecronista ufficiale della Paramount. Ciao Mario. Ciao, e benvenuto a Piana degli Albanesi per questa partita delicata per entrambe le squadre. C'è anche il lancio che forse è buono per Lucera, scavalcato, attenzione Lucera, salta l'uomo, il destro a giro e la palla fuori. Ottima l'azione di Raimondo Lucera, ma bellissimo il lancio, almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, la mette giù di petto Colli, entra in aria. Ancora Colli! Prova la botta di sinistra, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Saltano in diverso, occhio a questa pallone che rimane sui piedi di Lucera, che entra in aria, la mette nel mezzo. Occasionissima per Duro. Amaia, qui attenzione, c'è un intervento in aria, si scontrano due giocatori, l'arbitro lascia correre,
occhio al contropiede della Parma con Rama che va in velocità, ancora Rama, prova la conclusione, debole, centrale, Caronia, pallone per Rama che allarga su Colle, profondità, la mette nel mezzo Colle, poi la conclusione di Sani, Calcio di rigore. Parte Elam Rui che piazza Belmonte e porta in vantaggio la Parma. Tutto questo al 28esimo del primo tempo. 4 uomini. Fischia Canichetti, parte serio, a giro sul primo palo, bravo a distendersi qui Tarantini, a deviare il pallone. Tanto ancora Lucera, palla per il serio, semi profondità per Lucera. Riesce a chiudere ancora la difesa del... Amaya il destro! Amaya! Poi sventaglia sulla destra a cercare Serio che fa viaggiare Giovenco, la mette nel mezzo Giovenco. Palo! E poi la palla rimane lì, incredibile! Mucchio, selvaggio nell'area della Parma, batte Serio, palla a Campanile. Prova la forbice, intervento anche qui prodigioso da parte di Tarantino. Schieramento al limite dell'area, parte Cexerio, palla centrale, qui grande occasione. Cerca in velocità Henry che passa su Rubino, lo salta, il destro e gol. È il gol di Elam Rui, contropiede micidiale di Sami Elam Rui che al 23esimo porta la Parma sul 2-0 per Zappulla per Duro, controlla col destro il pallone Duro, poi di esterno prova a servire nel mezzo per Serio che prova a girare ma conclude di esterno Sinisco fuori. E in questo momento arriva il triplice fischio del signore Canichetti a Piana degli Albanesi. Parma batte San Giorgio Piana 2-0.
Siamo tornati in diretta dal Giorgio Matranga di Castellammare per raccontarvi la ripresa tra Alba Alcamo e Partinica Audace, risultato fermo sullo 0-0. Le due squadre si sono date abbastanza battaglia in campo, è stata una gara godibile sul piano del ritmo, poche interruzioni, ma sul piano delle occasioni sicuramente qualcosa in più si poteva fare, soprattutto il Partinica Audace ha avuto le sue situazioni per sbloccarla, tra qualche intervento di Misseri e una chiamata della terna arbitrale che non ha lasciato molto soddisfatti i presenti. Non è riuscita a sbloccarla la squadra benante, mentre l'Alcamo ha fatto 2 o 3 conclusioni, di cui 2 nello specchio. È stato bravo Cascione a intercettarle, qualche uscita. Questa è un po' la sintesi della partita che è stata nei primi 45 minuti. I 22 che hanno iniziato saranno i 22 che riprenderanno. Nessun cambio per i due allenatori. Fischia il direttore di gara e quindi inizia la ripresa tra Alcamo e Partinica Audace con Biscuso che cerca De Luca, la sponda di Longo, subito, bello il pallone per Maranzano, palla che esce e guarda linee, dice che è fuori gioco, la palla era uscita, forse è meglio raccontarle così. Nel frattempo una panchina del Partinica Audace si scaldano Pulizzi, Anselmo e sta cominciando a fare un po' di stretching anche Toto Scrosso. Tanto sembra essere partito col giusto piglio il club nero-verde. Viscuso. D'Amico, Longo, fallo ai danni del 10, quindi Partinica Audace che rimane costantemente nella tre quarti dell'Alcamo. Quindi vediamo Scrozzo sul punto di battuta, la gioca subito il Partinica Audace, prova a andare di sorpresa la squadra benante, si salva però l'Alcamo dal cross di Scardina, poi libera, più lontano che può Bellia, a cercare D'Amico, Amiri sembra in vantaggio, oltre al fatto che la palla scorre fuori, quindi si alza di baricentro la formazione di Virga. Vedremo se mister Abenante sarà riuscito a dare la scossa ai suoi nell'intervallo. La risposta arriverà solo e esclusivamente dal campo. Possiamo dire che l'inizio non è male, sembra qualcosina in più rispetto al primo tempo in generale, rispetto alle ultime partite. Scuso, chiude fuori. Pronto Bellia, chiude D'Amico, libera Scrozzo, ancora Longo, controllo preciso del 10 che favorisce l'altro 10, quello dell'Alcamo. Occhio a questo tiro da parte di Caruso, ma buona la trama dell'Alcamo, buona l'iniziativa nata dai piedi di Conigliaro. Viscuso porta palla, c'è Scardina che la vuole, Viscuso va per via orizzontale da Fili, Maranzano pensa al lancio, poi va da Scrozzo, Conigliaro in verticale, raccoglie D'Amico e quindi altra ripartenza dell'Alcamo. Palla per Gianni Corso, cross in mezzo, presa facile per Cascione.
Scrozzo. Amiri. Viscuso. In verticale da Butera. Anticipa. Bellia. Poi D'Amico. Scardina. Viscuso. D'Amico. Recupera palla il 9 dell'Alcamo, che poi si prende anche il fallo. Bravo qui il classe 2006. Calcio di punizione in favore dell'Alcamo. Batte Conigliaro. Cercare Lentini. Il numero 10 dell'Alcamo, i giocatori più importanti a questa squadra. Ha fatto anche la primavera nella Regina, il 10. Tanta Serie D, anche ha vestito la maglia della Palmese, quindi è un giocatore importante che adesso ripulisce il gioco per Caruso. Verticalizza. Il numero 8 biancorosso, rimessa laterale, concessa ancora all'Alcamo. Si è andato a scaldare anche Cusumano, quindi Tris risoluzioni dalla panchina. Scrozzo per il momento si è seduto nuovamente. Corso, colpo di testa di D'Amico, prova a dare una mano anche De Luca, ma rimane nella metà campo avversaria l'Alcamo. Si sacrifica e lo fa bene Scardina, poi Longo torna indietro dal suo numero 11 che tenta il dribbling per ripulire l'azione. Viscuso circondato da due avversari. Calcio di punizione in favore del Partinico. Amiri. Bodafili. Portapalla il 6. Scrozzo. C'è Maranzano lungolinea. Ancora Scrozzo. Prova a passare in mezzo a due. Va in verticale da De Luca. Non arriva il rifornimento al 9. E poi fallo di corso. Amiri. Scuso. Scardina. Fallo ai danni dell'11 nero-verde. Batte Carmelo Viscuso questa punizione. C'è Longo come soluzione diretta e breve. No, tutto porta ad un cross. La postura di Viscuso, anche il posizionamento dei suoi compagni. Nel frattempo il direttore di gara è chiamato a placare gli animi in area di rigore. Batte Viscuso, prova a giocare la rimorchio l'ex San Vito. E allora Maranzano, verticale, lunghissima questa palla per D'Amico, rischia tantissimo l'Alcamo e poi D'Amico addirittura con una rovesciata provato a sorprendere Misseri. C'era De Luca, provato il colpo da fenomeno Angelo D'Amico, oltre che il colpo dell'ex. Longo, Maranzano, verticale da De Luca, buona la palla per il 9, c'è Butera in aria, grande scivolata da parte di Cancila, poi non riesce a continuare l'azione la formazione nero-verde e c'è un giallo per Fili per fallo su corso. Tanto pronta una sostituzione di Starabenante, vedremo quale. Possiamo segnalarvi che è il momento di Pulizzi
nel Partinico Audace, che in settimana non è potuto essere presente a tutti gli allenamenti per un infortunio. Vedremo chi uscirà. Nel frattempo anche l'Alcamo effettua una sostituzione. Entra Amoscato tra le fila biancorosse. Esce Di Giuseppe. Quindi cambio nel pacchetto arretrato e quindi cambio anche di capitano, mentre Pulizzi rileva Amiri. Cambio offensivo del Partinico Audace, perché entra un giocatore di fantasia come Giorgio Pulizzi, arrivato nel mercato invernale dal Real Suttano, ed esce il difensore centrale Amiri. La fascia di capitano è passata come di consueto a scrozzo, quindi è oggettivo il fatto che Partinico Audace si metta a 4 dietro, con Viscuso, Filì e Maranzano che fanno i centrali, quindi tra poco ve lo commentiamo meglio il cambio di assetto, perché potrebbe essere confermata la difesa a 3 con Maranzano Braccetto. Nel frattempo vediamo Pulizzi che controlla male il suo primo pallone, poi ci mette il piede, l'azione prosegue, prova subito a dare ritmo a destro Pulizzi ai suoi, poi c'è un fallo di Scardina. Continuano a scaldarsi invece Anselmo e Cosumano, scrozzo un po' di intermittenza, a volte si alza, a volte si siede. Sì, confermiamo assolutamente il fatto che Longo e Scardina facciano i quinti, quindi Partinico Audace a trazione anteriore sa benissimo che vincere oggi è quasi obbligatorio. Nel frattempo scrozzo va da Longo. Butera, Longo, ancora Butera. Buoni scambi. Parte tra il 10 e il 7. Poi Viscuso a cercare De Luca. C'era spazio, ma il pallone non è arrivato all'obiettivo, che era il 9 nero-verde. Nel frattempo Alcamo che prova con questo lancio, intercetta Filì, il pallone arriva a Scardina, Pulizzi, c'è la soluzione verticale, servito Longo, a memoria per Butera, forse c'era un fallo di mano, l'azione prosegue. De Luca defilatissimo, in mezzo di prima, aveva spazio e tempo per fare meglio l'ex Marineo. Tanto lancio all'indirizzo di D'Amico, ma era chiaro il fuorigioco. Maranzano, D'Amico, Viscuso, Longo, Viscuso, Filì, si insiste sul lato destro, palla per Longo, sempre Viscuso, alza il pallone, scrozzo, De Luca ha provato l'appoggio per il 10, Longo prova a sfondare, in qualche modo ci riesce, c'è Butera in aria, servito ma viene anticipato da Conigliaro. Poi bravissimo Maranzano a leggere la marcatura preventiva. Pulizzi fermato da Corso. Non la riesce a tenere in campo Corso. Rimessa laterale. Già battuta al Partinico Audace. Mandato a scaldare anche Cristian Longo. Scardina. C'è Pulizzi in appoggio. Ancora Scardina rientra e torna da Maranzano, che anche da braccetto sta dando le sue garanzie. Torna indietro il 2003 del Partinico Audace da Filì. Ragiona Partinico Audace. Poi De Luca prova addirittura un tacco che diventa buona per Butera, che calcia in porta. Poteva restituire il favore a De Luca.
In qualche modo si fa insidioso il Partinico Audace, ma non incisivo. Altra sostituzione nell'Alcamo. Entra in campo numero 18 dell'Alcamo, Gallina. Tanto chiamato cambio, ha battuto male Bellia e quindi affidata a Viscuso la rimessa laterale. Va a cercare D'Amico, triplicato dagli avversari, poi Bellia spazza, Longo la prende ma male, prova a prenderla quasi spalla alla porta, scocca quasi adesso l'ora di gioco, un risultato fermo ancora sullo 0-0. Partinico Audace che non trova il gol da 2 partite e mezzo, rischia, se non la sblocca oggi, di farne 3. Ma c'è ancora una vita da giocare. Quel Giorgio Matranga di Castellammare. Fili. Si propone Scrozzo. Viscuso. Scrozzo. Cercato Longo. Viscuso con le mani. De Luca. Buono il pallone prolungato per Butera. Anticipato però. Poi D'Amico fa valere il fisico regolare tutto per il direttore di gara. Ha chiesto a quest'altra situazione. Fallo di mano. Fischiato in favore del Partinico Audace che ha già battuto Scrozzo. Fili. C'è Maranzano. Palla fuori, imprecisa la palla del 3. Tanto occhio a Corso che prova a prendere di sorpresa la difesa del Partinico Audace. 1 contro l'1 tra lui e Maranzano, il cross però di Gianni Corso va fuori. Per lui, oltre ad aver vissuto per 1 anno e mezzo la maglia del Partinico Audace, ha giocato anche in eccellenza a Ragusa ed a Cireale in Serie D. Quest'anno purtroppo non aveva ancora segnato, come raccontato ad inizio partita. Lui e il Partinico Audace hanno preso strade diverse, oggi si rincontrano ad avversari, ma la disputa dice ancora 0-0 tra Neroverdi e Alcamo. Portapalla Filì, c'è solo Viscuso come soluzione, il lancio diretto a Butera, poi Longo caricato subito di battere questa rimessa laterale, sembra buona verso De Luca, ancora Longo. Da Viscuso che solo cross che solo col vento si poteva fare insidioso, ma è facile per Misseri. Invio lungo, poi fili di testa, deve lavorare anche Pulizzi, ma Maranzano ci ha messo una pezza, poi Scardina si prende un fallo, calcio di punizione. Adesso l'Alcamo si è fatto più aggressivo, quasi di non possesso, tantissimi i falli fischiati al Partinico Audace che ne sta subendo parecchi. Viscuso, Longo si complica un po' la vita ma riesce a ripulire l'azione. Viscuso, Filì per via orizzontali da Maranzano, Pulizzi per Maranzano con un po' di fatica, poi l'Alcamo si prende la rimessa, trama che non ha funzionato in questo caso.
Esce con semplicità Cascione. Il rinvio lungo da Scardine che può prolungare, ma viene anticipato con forza da Prestigiacomo. Maranzano, De Luca, buona la sponda per Pulizzi, che apre tutto e cambia da Longo. Può andare all'1 contro 1 Longo. Vince il duello Bellia però. Tanto controlla D'Amico, fuori gioco. Fili porta palla, ancora l'ex Castellacci e Castelbuono che ha vinto 2 playoff di promozione consecutivamente prima di arrivare a Partinico. Poi Butera col petto per De Luca. Scardina prova ad andare, Scardina al cross per Butera, la palla arriva a Longo, tutto solo e gol di Longo, lo sblocca il Partinico Audace. Una partita molto complicata e viene direttamente sotto la tribuna, mandandolo direttamente al presidente. Il gol, sono 4 in campionato per Daniel Longo ed è un urlo di liberazione quello del Partinico Audace, che non riusciva più a sbloccarla la partita. Tabellino aggiornato. Risultato di 1-0, quindi al Matranga. Sicuramente non si deve cambiare atteggiamento, perché la partita resta comunque in bilico. Alcamo che gestisce il pallone, Belli al lancio lungo, D'Amico, pallone che arriva a De Luca, l'appoggio per Scrozzo, è partito Butera, prova a cercarlo l'ex Cus Palermo, sempre Alessandro Scrozzo, Longo. Partinico Audace che ha bisogno estremamente di 3 punti per sognare da qui alle prossime 7 che mancano, esclusa questa, qualcosa che ad oggi sembra impensabile visto l'enorme distacco che c'è tra le prime della classe. Parte Longo, De Luca di testa, palla sul fondo, ad un passo dal raddoppio il Partinico Audace con Agostino De Luca. Si riparte da calcio di punizione in favore del Partinico. Cascione, cercare De Luca di testa, poi Pulizzi, arriva Scardina che controlla, tenta un dribbling, Pulizzi ci arriva, zona cross per lui, ancora Pulizzi, fa diverse soluzioni in area, insiste però l'ex Real Suttano, intercetta Caruso, Partinico Audace che rimane comunque in zona d'attacco. Occhio a questa rimessa che si sta facendo pericolosa. Rinvio di Misseri.
Viscuso l'ha lasciata battere, poi rinvia come può. Ancora bravo Carmelo Viscuso, che fa tutte le chiusure che deve fare, sempre presente in ogni intervento. Sicuramente l'arma in più del pacchetto arretrato. Poi anche col tacco Butera forse ha preso una botta. Avanza pericolosamente Prestigiacomo con un tiro che sembrava insidioso, ma è stato deviato. Calcio d'angolo, quindi prova a reagire l'Alcamo. Corner battuto, libera Viscuso, poi corso. Palla sul fondo. Pronto Cascione al rinvio. Lancio a cercare Longo, anticipato però. Tanto restato a terra Longo dopo questa botta per un crampo. La rimessa del Partinico Audace con Viscuso che va a cercare direttamente Butera. Buona la sponda per De Luca. Fuori gioco. Tanto lancio, provato a spizzarla a Moscato. E nel frattempo è il turno di Cusumano che sostituisce Daniel Longo, autore del gol del pesantissimo 0-1. E quindi spazio per Cusumano, che per caratteristiche è un quinto puro. Nella difesa a 4 fa il terzino. E quindi un cambio fisiologico per le condizioni fisiche non al meglio di Longo e soprattutto che garantisce spinta propulsiva ma soprattutto maggiore copertura. Ricordiamo sempre che il risultato sull'1-0 è sempre in bilico, poi addirittura ha provato un tiro qui Gallina, mentre Pullizzi libera all'indietro, anticipa bene Cancila, poi scrozzo, c'è Cusumano subito che si propone, servito Butera, elude la pressione di un avversario, quasi due, ma poi va giù, prova subito a riconquistarla Gabriele Butera, ma è stato anticipato. Apre il gioco a Moscato, ma Maranzano ha fatto una grande chiusura. Nel frattempo sta intensificando il riscaldamento Anselmo, quindi potrebbe essere lui il prossimo cambio di mister Benante, mentre l'Alcamo ha già deciso. Esce D'Amico, entra con la maglia numero 14 Carollo.
Intanto palla che arriva tra le parti di Conigliaro, ma la cede subito a Prestigiacomo per battere questa rimessa laterale. Partinico Audace che aspetta. Palla che rimbalza vicino a De Luca, di testa il 9. Poi D'Amico. Scrozzo deve prolungare, un po' travolto, preso una botta e qui il capitano del Partinico Audace. Ancora Viscuso. Va al lancio per Butera. Una partita fatta di duelli, anche aerei. Nonostante i centimetri in campo non siano sempre onnipresenti. Intanto De Luca e Butera raddoppiano sul portatore di palla dell'Alcamo. Viscuso, De Luca di testa in qualche modo a cercare Butera. Buono il lavoro delle due punte. De Luca torna da Butera. Il cross del 7. La palla che arriva a Scardina, ma c'è ancora vita. De Luca mette giù bene. Di tacco per Butera. E poi calcia. E poi arriva il guardaline che alza la bandierina. Tanto Viscuso fa una grande lettura difensiva. Poi D'Amico chiude come può Carollo. Rimessa laterale in favore del Partinico Audace con Maranzano. Caricata la battuta. Vediamo se andrà a lungo o no. Cerca la soluzione corta su D'Amico. Maranzano. D'Amico ancora. Pressato. Deve liberare Filì. Però è una giocata in verticale che si trasforma quasi in una buona azione con Pulizzi che se la tiene vicino e prende un prezioso calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere Scrozzo. Palla per D'Amico! E anche a lui fa il quarto gol personale in campionato. Il gol dell'ex e raddoppio del Partinico Audace. Fondamentale il suo apporto nei calci piazzati. E quindi avanti di 2 gol la squadra neroverde, che adesso può approcciare a questa finale di partita con un pizzico di serenità in più. Fatto sicuramente un grande assist Alessandro Scrozzo. Però sembra voler cambiare qualcosa mister Benante nell'assetto. Sì, mettendo 2 linee da 4 e 2 attaccanti. Ha cambiato assetto il Partinico Audace, ma per caratteristiche di campo può fare un po' tutto, vista la presenza di 2 terzini, 2 centrali, 2 punte. Quindi Pulizzi e Scardina fanno gli esterni centrocampo, D'Amico e Scrozzo gli interni, Butera e De Luca le punte. Così Partinico Audace in questi ultimi 12 minuti. Tanto Conigliaro perde palla, Scrozzo, corso di sponda, ancora Cusumano, Bellia, lo pressa a uomo il 14 neroverde Cusumano e quando entra non pecca mai di atteggiamento. Cioè D'Amico sta facendo pressing a tutto campo, Partinico Audace che si difende molto bene e Pulizzi con un buonissimo intervento innesca il contropiede. Scrozzo sceglie De Luca, mette giù, ancora De Luca, c'è la soluzione in avanti, portapalla il numero 9, palla per Pulizzi e un po' per Butera, ma alla fine la palla non arriva a nessuno. Maranzano c'è fuori gioco. È stato un peccato
La ripartenza nero-verde sembrava interessante. Tanto D'Amico, Butera, spalla alla porta, buona la sponda per Pulizzi, Scardina, Maranzano, ancora Pulizzi. Non è riuscito neanche a prendersi la rimessa in questo caso. Prova a lavorare in fase di non possesso anche De Luca. Poi fallo di Scardina, che viene ammonito. Giallo che ci sta. Tanto guida la difesa Viscuso. Punizione già giocata. Presti Giacomo. L'errore del 2006, schierato nel ruolo di terzino per quest'anno ad Alcamo. Pulizzi apre, non bene. Ancora Pulizzi. Ha provato una scivolata Cusumano. Fili si è preso una bruttissima botta, gamba tesa ai suoi danni, non è fischiata. E poi prova pure a simulare a Moscato. L'entrata è stata durissima ai danni di Emanuele Fili. Sostituzione. Spazio per Falanga. Esce Caruso. Tanto Scrozzo Show in panchina. Perché protesta che si riscalda. Il gioco si è bloccato da un po', nessun peccato. Pressione forte di Scrozzo. Cusumano libera. Trova un colpo di testa a Butera, ma Conigliero è riuscito a prolungare. Viscuso. Bellia. Apre tutto. Dall'altra parte. Cross in mezzo dove non c'è nessuno. Corso ha preso il centro, non l'ampiezza. Cascione al rinvio. Scrozzo prolunga bene di testa. De Luca se la tiene vicina la palla. Poi Scrozzo verticalizza. Butera apre da Scardina. Fa le sue danni forse. Il gioco prosegue. De Luca si complica la vita. Poi D'Amico, molto bravo. Scardina, servito ancora De Luca. Può puntare la porta, ma il guardaline ha la bandierina alzata. E quindi dice che la palla è uscita. Minuto 83 sul cronometro. C'è ancora qualche minuto di sofferenza per il Partinico Audace prima dei 3 punti. Tanto Scrozzo fa fuori a Moscato dalla pressione. Tanto mister Abenante chiama sia Anselmo che Longo vicino a sé, pronto a farle entrare. Corso Scrozzo, scusate, è aperto bene da Cusumano, ma gliel'ha lasciata Butera. Adesso sì,
Che il pallone è del 14, che può crossare da lì. Cercato De Luca, secondo palo era solissimo, peccato che il pallone non gli è arrivato. Poi D'Amico, può pensare anche alla conclusione, si è fatto ingolosire il 4, che poi pressa, forse aveva commesso anche fallo, però Partinico Dace pressa comunque. Fili, D'Amico, Cusumano, Butera, bella palla in profondità per Pulizzi, ma l'Alcamo fa una buona fase difensiva. Poi sembrava uscita la palla. Scrozzo, addirittura col tacco, in scioltezza adesso il Partinico con Pulizzi, si fa vedere De Luca, servito, quasi a memoria per Butera, giusta l'idea. Continua a dettare i tempi e i ritmi il Partinico, in entrambe le fasi, ma c'è adesso la ripartenza inefficace dell'Alcamo. Sembra adesso essere il turno dei due ragazzi che offre il vivaio al Partinico Audace, Anselmo e Cristian Longo. Esce De Luca. Ed esce anche Scardina. Il solito cambio, diciamo giovane per giovane, con Scardina che esce e Longo che entra. Rimane Butera, probabilmente fino a fine partita a questo punto. Nel frattempo si è alzato anche Drago, vedremo se ci sarà tempo anche per lui. 4 alla fine. Parte Corso, deve chiudere l'Anselmo, ci pensa Fili, sul rimbalzo ne approfitta Cristian Longo che prova subito ad involarsi verso la porta. Maranzano, D'Amico, di testa Butera. Pressa Scrozzo, amministra Vitrano. Poi Cancila. Tocca indietro di Conigliaro. Tanto palla per Corso in posizione regolare. Gianni Corso si invola verso la porta, ma non la inquadra. E allora Viscuso va diretto al guardalinee. In effetti sembrava posizione irregolare. Ne ha chiamati tanti di fuorigiochi. Questo no. Nel frattempo Gianni Corso ha chiesto la sostituzione, ma nessuno della panchina dell'Alcamo è pronto ad entrare perché non si sta scaldando nessuno. Solo adesso si sono alzati. Ci sarà sicuramente un recupero corposo. Viste le tante interruzioni, siamo vicinissimi al 90esimo ormai. Spazio per Failla al posto
di un corso abbastanza dolorante a lui. Auguriamo chiaramente il fatto che non sia nulla di grave, ma per il momento fa fatica a stare in piedi corso, mentre entra Failla. Pronto Cascione. Molto vicino all'ennesimo clean sheet del suo percorso a Partinico, ma per il momento Scrozzo lascia spazio a Drago, applaudito dai pochi presenti e seguaci del Partinico Audace. Lui che è partenicense sicuramente non può che essere un beniamino, come lo stesso Drago, che è un elemento importante, anche se è una soluzione per il momento alla panchina, per lui solo una presenza titolare contro la Giardinellese. Sicuramente grandi doti tecniche, tanto filì a terra, subito fallo. Tratto in modo molto falloso, ha Moscato. Saranno 5 minuti di recupero, anche se ormai la partita sembra aver raccontato quello che doveva raccontare. Alcamo non sembra crederci più di tanto. Quella situazione che ha poi portato all'infortunio di corso è stata la più pericolosa di questo secondo tempo, anche se ne abbiamo visto anche il replay, abbastanza netto il fuorigioco. Invece Butera è stato molto bravo in questo frangente a lavorare per Drago, che adesso fa il suo primo recupero. Cusumano, Anselmo. Il pallone è impreciso per D'Amico e quindi c'è un lancio sul quale Cascione fa un'uscita complicata e poi fa un buon intervento, ma rischi inutili presi al Partinico Audace sul fine di partita. Ranzano prova a liberare, punizione Alcamo, quindi Partinico Audace che adesso soffre le trame biancorosse in questo finale. Chiama attenzione massima Carmelo Viscuso. È chiaro che il Partinico non si può permettere di prendere gol in questo finale. Palla giocata a secondo palo. E fa solo Cascione. C'è stato un contatto falloso, quindi fallo in attacco. Chiamato un po' in ritardo. Cusumano la riconquista solo per un attimo Failla. Cusumano, Pulizzi, Anselmo, Butera, cercato Drago. Provato a spizzarla, ha Moscato. Quattro gol per il numero 6 con questa maglia. Più 12. Sono un totale di 16 in questa maglia. Oggi è subentrato. Occhio a Longo intanto che sta creando più di qualche patema. La difesa dell'Alba. È stato sicuramente bravo il classe 2006. C'è un punto fermo della Juniores, allenata proprio da Salvatore Scrozzo, che oggi, meno di sorprese, non entrerà in campo. Rinvio di Misseri. Fili di testa. Cusumano si viene a prendere questa palla. Punizione, fallo di Drago. Manca circa un minuto e mezzo.
Sento ancora Dragò. Altra punizione. Sembrano dei replay. Potrebbe essere l'ultima situazione della partita perché siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio. Poche speranze ormai per l'Alba Alcamo. Palla in mezzo, libera Filì. Pallone che arriva a Vitrano. Che va al lancio. Ok, questa conclusione di Ammoscato è sulla ribattuta. Arriva il 2-1. Riapre i giochi la formazione di casa. A tempo quasi scaduto. Butera. Palla a Cusumano. Si complica la vita il Partinico Audace. Rimessa al Balcamo. Ammoscato. Cusumano di testa. Spinta ai suoi danni. Fallo. Respirano i neroverdi e triplice fischio del direttore di gara che mette fine a questa partita, che vince il Partinico Audace. Torna a vincere la squadra di Abenante dopo un pareggio e una sconfitta. Alcamo che perde nuovamente dopo aver vinto contro il Casteltermini, quindi si rimane a -9 della zona playoff per i neroverdi, che hanno solo preso un piccolo spavento nel finale e nulla più. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Alla prossima.